Saluti ad Ottus, oggi abbiamo deciso di parlare di una questione molto importante che riguarda tutti i movimenti che lottano contro l'imperialismo e per l'emancipazione della classe operaia. La tesi che porteremo avanti nel video è molto semplice ed è quella che dice che l'unico modo dei popoli vittima di imperialismo di liberarsi completamente è quello di emanciparsi a livello nazionale e a livello di classe. Quindi, per farla breve, socialismo e indipendenza. Questo discorso ovviamente non riguarda solo la Sardegna, ma riguarda tutti i popoli oppressi dall'imperialismo e tutti i popoli oppressi dal capitale. Lenin diceva sull'imperialismo che è la forma massima del capitalismo, e aveva ragione, perché una volta che i capitalisti di uno Stato non hanno più margine di crescita all'interno del loro paese, devono andare fuori a cercare altre fonti di denaro, risorse. E questo è l'imperialismo, ed è così che è nato il colonialismo, è così che nel Cinquecento sono iniziate tutte le rotte portoghesi, spagnole, inglesi, olandesi alla ricerca di nuove terre da sfruttare e nuovi popoli da sottomettere. Purtroppo però molti dei movimenti che lottano per la liberazione nazionale commettono l'errore di concentrare tutte le loro forze solo su quello. Un buon esempio è l'Irlanda. L'Irlanda, con una guerra di liberazione, si è liberata dal dominio inglese, almeno in parte ovviamente, senza contare la parte nord. Però non avendo un connotato socialista in questa lotta, insomma marxista, non ha saputo difendersi dall'imperialismo economico. E quindi il popolo irlandese alla fine ha solamente cambiato padrone. Perché sì, prima il padrone che opprimeva le classi operaie irlandesi era inglese. Adesso ovviamente, insomma, da quando c'è stata la guerra di indipendenza irlandese, il padrone che opprime sempre il popolo irlandese è irlandese, ma rimane un padrone. La stessa cosa vale per l'India. L'India ovviamente non è più sotto controllo, sotto occupazione inglese, però gli indiani vivono comunque nella povertà e nello sfruttamento, perché sono sfruttati dagli stessi indiani. Quindi qua sembra chiaro che la sola indipendenza statuale porta al popolo oppresso imperialisticamente una vittoria fine a se stessa, perché comunque si finirebbe ad essere sfruttati lo stesso, però da un padrone autoctono. Lo stesso problema si dimostra anche al contrario. Quindi quando ci sono i movimenti comunisti, in questo caso movimenti comunisti italiani, che lottano in Sardegna senza comprendere l'indipendentismo dentro la loro ideologia, senza lottare anche per l'indipendentismo. Lì si finisce senza volerlo ad assecondare quello che è l'imperialismo, perché un governo socialista italiano senza un minimo autogoverno dei sardi, quindi senza neanche magari un sistema di federazione, sarebbe sociale imperialismo da parte dello Stato socialista italiano. Tutti i grandi teoretici del marxismo-leninismo hanno scritto sulla questione nazionale. Ad esempio Lenin, nelle sue tesi sul diritto delle nazioni ad autodeterminarsi del 1914, il socialismo deve combattere contro ogni oppressione nazionale, difendere il diritto delle nazioni a staccarsi liberamente e formare uno Stato indipendente, altrimenti il socialismo è falso. Anche Stalin, nel suo libro Il marxismo e la questione nazionale coloniale del 1913, scriveva: «Gli operai si battono e si batteranno contro la politica di oppressione delle nazioni in ogni sua forma, dalla più raffinata alla più grossolana, come pure contro la politica di persecuzioni, in tutti i suoi aspetti. Perciò la socialdemocrazia di tutti i paesi proclama il diritto delle nazioni all'autodecisione». Ovviamente al tempo i partiti socialdemocratici erano marxisti e i bolscevichi stavano all'interno del Partito Socialdemocratico Russo. Le antitesi che molti fanno sono le seguenti. Molti anti-indipendentisti non distinguono la Sardegna dall'Italia, pensano che sia un popolo unico, un corpo unico. Ma qui basta analizzare la storia della Sardegna
e separatamente analizzare la storia dell'Italia per vedere che sono due nazioni completamente diverse, due popoli diversi con una cultura diversa. La Sardegna non ha così tante influenze culturali italiane rispetto a quante ne ha per esempio spagnole all'interno della propria cultura. Questo ovviamente è dato dalla distanza che c'è tra l'isola sarda e la penisola italiana. Ci sono mediamente 300 chilometri di mare, che non sono pochi. La Sardegna è l'isola del Mediterraneo più lontana dalla terraferma, perciò nella storia è riuscita a mantenere un'identità molto forte, una cultura che è rimasta nei secoli nonostante tutte le volte che è stata occupata da potenze straniere. Un'altra tesi molto acclamata che va contro l'indipendentismo è quella che senza l'Italia la Sardegna sarebbe povera. Ed è una castroneria, è assolutamente falso. La Sardegna senza il dominio italiano sulla propria economia sarebbe molto più in grado di gestire ovviamente le entrate come gli pare e piace, e soprattutto sarebbe in grado di investire queste entrate su quello che serve per sviluppare un'economia sarda. Rispetto al resto d'Italia, la Sardegna non ha assolutamente lo stesso grado di industrializzazione delle altre regioni. Anche i trasporti, c'è una grossa falla nei trasporti, il sistema scolastico che non comprende nulla di sardo, o anche il sistema sanitario. Grazie a un eventuale stato sardo sarebbe ovviamente più facile gestire i soldi come servono al popolo sardo, per andare in favore del popolo sardo. Inoltre, sempre su questa tesi portata avanti dagli anti-indipendentisti, c'è un altro fattore molto importante, che è quello del debito. La regione Sardegna è in debito con lo Stato italiano, perché ogni anno deve pagare centinaia di milioni di euro per ripagare il debito pubblico dello Stato italiano, non della regione. Sono dei tributi. Sommando tutto questo al fatto che la Sardegna poi deve pagarsi e gestirsi da sola tutte quelle spese che riguardano la sanità e i trasporti, la regione risulta assolutamente affaticata economicamente, molte volte non riesce a pagare quelle che sono le spese per garantire i servizi. Infatti sia i trasporti, come abbiamo detto prima, e anche la sanità sono disastrose. C'è gente che deve aspettare 12, 14 ore, 16 ore al pronto soccorso perché ci sono pochissimi medici, infermieri, pochissima attrezzatura, strumentazione medica. Oppure c'è gente di paese che abita in campagna, soprattutto giovani che non possiedono un'auto, che per spostarsi, per andare a scuola tutti i giorni, ci mettono ore tra ritardi dei bus e dei treni e quant'altro. Tenendo a mente tutto questo, si capisce che se la Sardegna potesse decidere dove investire il proprio denaro e come investirlo e in che quantità, e soprattutto se potesse non dover pagare dei tributi di centinaia di milioni di euro ogni anno, l'economia sarda sarebbe ovviamente più florea. Tra l'altro si potrebbero iniziare progetti di industrializzazione che porterebbero lavoro, che l'Italia ovviamente non vuole iniziare perché non vuole spendere soldi in una terra che poi non gliene frutterà altrettanti. L'ultima delle tesi più sentite, diciamo, è una che molti comunisti fanno, che consiste nell'affermare che ci siano cose più importanti su cui concentrarsi. Ecco, questa è un'affermazione assolutamente deleteria per il movimento comunista, perché una volta che un militante comunista dice una cosa del genere, vuol dire che non ha capito che il comunismo è la lotta per la liberazione da tutti i mali, di tutti i popoli. Non ci sono mali minori o mali maggiori. Il comunismo allo stesso tempo lotta per la liberazione delle donne, per la liberazione dal razzismo, per la liberazione delle persone queer, per la liberazione dei popoli dall'imperialismo, non solo per l'emancipazione della classe operaia. Quindi affermare che ci siano delle questioni più importanti, delle lotte più importanti da fare rispetto ad altre è una cosa che non ha senso ed è semplicemente una scusa per non affrontare il problema. Storicamente le organizzazioni comuniste italiane hanno messo sotto il tappeto il problema della Sardegna. Da quando Gramsci è morto e Togliatti ha avuto
il via libera sulla gestione del PCI, sono state fermate o comunque si è provato a fermare tutte le rivendicazioni dei comunisti sardi per quanto riguarda la loro nazione. Ad esempio nel 1943 si stava andando a formare il PCS, Partito Comunista Sardo, e Togliatti basicamente gli inviò un ultimatum in cui diceva che si sarebbero dovuti unire al PC, se no ci sarebbe stata una completa esclusione del PCS dalla scena politica. Infatti il PCS è caduto, ma gli attacchi del PC verso la nazione sarda furono anche dopo, tra gli anni 70 e gli anni 90. In quel periodo sono state fatte diverse proposte di legge, soprattutto dal PISDAZ, per quanto riguarda l'insegnamento del sardo nelle scuole. Il PC si è espresso assolutamente contrario ogni volta che queste proposte sono state messe in discussione, anche nel periodo in cui Berlinguer, un sardo, era alla segreteria del Partito Comunista, il segretario del Partito Comunista Italiano. Detto questo, sembra assolutamente importantissimo per la liberazione di tutti i popoli del mondo che la lotta all'imperialismo vada messa al centro insieme a tutte le altre lotte di emancipazione di tutte le classi e di tutte le parti della società oppresse. Perché l'indipendentismo e il socialismo sono gli unici modi che le nazioni senza Stato hanno per la totale liberazione dei loro popoli, senza alcun cambio di padrone o senza cadere nell'imperialismo mascherato da socialismo.